Adesso vi presento una macchina ancora più elaborata, ancora più estrema, la Lancia Y del Y-Sound, un gruppo di amici, fratelli che si sono uniti da tempo e questa macchina l'abbiamo vista crescere. Era una semplicissima Lancia Y, col tempo ha subito delle modifiche, possiamo dire in questo caso mostruose. Come potete vedere questo è soltanto il cofano. Adesso parliamo con uno di loro. Fabiano. Tu sei uno del gruppo del Y-Sound, com'è nato? Guarda, è nato da una cena, così per gioco volevamo creare un team. Ci siamo messi insieme, avendo una macchina a disposizione siamo riusciti a creare qualcosa che comunque sia è risultata un'ottima carta nel campo gara. Allora, gli amici di Sardegna Motor News sicuramente si chiedono una cosa: quanti watt ci sono in questa macchina? Abbiamo perso il conto, come anche i soldi spesi sopra. In effetti siamo persi già dopo il primo anno. Ci sono stati 2 anni di lavori su questa macchina, tra allargamenti, modifiche dei lamerati, di impianti stereo e tutto quanto. Non sappiamo calcolare alla fine, siamo persi. Non possiamo fare altro che farvi i complimenti. Allora, facciamo notare un paio di caratteristiche tecniche di questa macchina. Questa è la linea originale della macchina. Tutto quello che viene dopo è un allargamento artigianale della vettura. Possiamo notarlo dai fianchi, sicuramente più pronunciati rispetto a una Lancia Y normale. Lo sportello, infatti, risulta essere più interno. Possiamo vedere tutto il sistema audio notevolmente aumentato. Solo nello sportello abbiamo 4 casse da 25 cm di diametro. Abbiamo un solo sedile, tra l'altro un sedile che scorporato della sua seduta nasconde ancora altri componenti dell'impianto audio. Abbiamo tantissime luci che fanno scena, fanno spettacolo. Questa Lancia Y non è poi così innocua come può sembrare a molti, non è solo una modifica estetica, un voler apparire, perché se noi andiamo a aprire il motore di questa macchina troviamo un'elaborazione molto particolare, ovvero un motore Alfa Romeo 2000 Twin Spark che eroga la bellezza di quanti cavalli? Originali 150 cavalli. Però c'è da dire una cosa, questa vettura non gira su strada. No, oltre che il carrello porta-auto, è impossibile portarla in strada. Questo è il tuning in Sardegna. Avremo tante altre auto da presentarvi nel corso degli eventi. Vi aspettiamo ancora su Sardegna Motor News. Ciao!